Eder. Mac. Pallister. Stamattina si è diffusa la notizia della morte di Claudio Sterpin. Sterpin se n'è andato a 86 anni dopo giorni di ricovero all'ospedale di Cattinara, informazione che io ho ricevuto 3-4 giorni fa. Avevo fatto un video 2 giorni fa per segnalare cosa stava accadendo. Le prime informazioni erano molto negative, poi però si era diffuso un certo ottimismo. Adesso andiamo a ricordare chi era Sterpin nel caso di Liliana Resinovic, perché lui, volente o nolente, è stato la figura che ha impedito al racconto di diventare subito definitivo o quantomeno di diventarlo troppo presto. Lo dice in modo esplicito anche la genetista Marina Baldi, che segue il fronte della famiglia e del team che assiste Veronica Resinovic. Senza di lui, secondo lei, questa vicenda sarebbe scivolata verso un'archiviazione rapida come suicidio. Ed è una frase che pesa perché non è retorica, è la fotografia di un ruolo. Sterpin per anni è stato quello che insiste, quello che si espone, quello che non molla, quello che rompe il silenzio, quello che mette pressione pubblica, mentre la giustizia procede con i suoi tempi da pachiderma e i suoi inciampi. Il suo ingresso nella storia non avviene a distanza di mesi, ma quasi subito. Il giorno dopo la scomparsa di Liliana, la mattina del 15 dicembre 2021, Claudio va in questura a Trieste e racconta la sua versione, dando il telefono e dicendo «fatevi una bella copia». Racconta lì come ha saputo della denuncia, da chi e soprattutto che rapporto aveva con Liliana. Riporta una conoscenza che affonda nelle stesse radici sportive di circa 40 anni prima, nel mondo delle corse e dell'ultramaratona. Da lì in poi quel rapporto diventa una delle linee narrative più controverse e più determinanti dell'intera vicenda. Lui sostiene un legame affettivo reale, addirittura un progetto di convivenza. Dall'altra parte il marito Sebastiano Visintin ha sempre respinto l'idea stessa che tra i due ci fosse qualcosa. Dentro quel verbale però non c'è solo la questione sentimentale, c'è il dettaglio che negli ultimi anni è diventato quasi una chiave simbolica. Sterpin è l'ultimo che dice di averla sentita la mattina del 14 alle 8:22 al telefono. E dopo quella telefonata, dopo pochi minuti, Liliana sarebbe scomparsa nel nulla. È da quel momento che di lui rimane un testimone difficile da ignorare, perché la sua presenza incrocia tempi, abitudini, appuntamenti e mette un punto fermo. Quel giorno lui aspettava Liliana e quando Liliana non arriva, quando non richiama, quando la giornata diventa un buco nero, lui diventa anche il volto umano di quell'attesa che non si chiude mai. È per questo che oggi la domanda non è che succede al caso, gli atti restano, le dichiarazioni restano e molto del suo racconto è già stato cristallizzato. La domanda vera è un'altra: chi raccoglie adesso quel tipo di energia ostinata che lui aveva messo in campo? Perché Sterpin non era soltanto una fonte, era un catalizzatore. Negli ultimi mesi aveva anche parlato della necessità di portare la battaglia su un piano ancora più istituzionale, preparando un esposto sull'operato delle prime fasi investigative. Quindi una mossa che voleva trasformare l'indignazione in carte, in protocolli, in responsabilità che qualcuno avrebbe dovuto assumersi. E mentre il caso lo ha poi trasformato in un protagonista nazionale, Trieste lo conosceva già per un'altra identità, quella sportiva. Ex maratoneta, uomo di corsa e di disciplina, figura nota nell'ambiente podistico e cittadino. Alcuni ricordi che emergono in queste ore lo descrivono come uno che aveva fatto dello sforzo una cifra personale, quasi una religione. Chilometri, gare, abitudini dure, quel temperamento da resistenza che poi, in modo paradossale, si è riversato anche nella sua lotta per la verità su Liliana. E quindi la morte di Sterpin arriva mentre il caso Resinovic è ancora una ferita aperta. Se ne va un uomo che per 4 anni ha vissuto con un'idea fissa, ripetuta come un giuramento: Liliana meritava e merita verità. Lo salutano così con parole nette anche figure che hanno camminato al suo fianco, come l'avvocato Nicodemo Gentile, e lo ricorda con affetto anche chi ha sempre spinto perché si andasse fino in fondo come lui, ovvero Sergio Resinovic. Ma guarda, è da parecchio che me l'avevano detto, che non stava molto bene, che era in ospedale. La cosa mi dispiace molto perché comunque la scomparsa di una persona fa sempre, che conosci, fa sempre male. Diciamo, mi dispiace una cosa importante, che non siamo mai riusciti a trovarci, magari a vederci, magari anche da soli, e parlare, cercare di capire cosa può essere successo su Liliana, magari i segreti che magari lui si porta dietro, capisci, dentro di sé. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.